scesa poi in pista la categoria rally. Anche qua vediamo, terzo classificato Lorenzato Alex. Terzo classificato Lorenzato Alex. Sta pensando, ma non ci capisco, adesso capirai. Secondo classificato Sutto Egidio. Primo classificato Nicola. E primo classificato della Rally 1 l'altro Nicola. Eccolo qua. Poi che Rally 1 e quindi li abbiamo tutti e quattro sul podio. Eccola qua, anche qua spendiamo 30 secondi per raccontarvi cos'è Rally 1, Rally 2. È sempre per venirvi incontro, per limitare i danni come spese, scusa se ti do le spalle, ed è un modo per correre con vetture preparate ma a costi più bassi. Si spende molto di più della serie, si spende molto meno della A, della B, della C. Stiamo cercando di collocare vetture e vi invito a invitare quegli amici che hanno queste vetture nel garage, che non hanno i soldi per fare i rally ma potrebbero venire qua a divertirsi con noi. Quindi la Rally 2, avete capito, equipaggio, qualsiasi vettura, basta che ci siano 2 persone sopra. La Rally è quella da regolamento che non va oltre un certo livello di preparazione. La Rally 1 è quella che ha una preparazione maggiore, ipotesi le FA7, le A6, quelle col sequenziale e quelle con tanti cavalli. Vorremmo avere una fila di persone con la coppa in mano lunga da qua a quella porta, non ce ne stanno tanti, ma se mi metto qua ne stanno almeno 10. Ci stiamo lavorando grazie soprattutto alla Più Gas, che ha sempre idee intelligenti e vincenti. Io prendo e cerco di mettere in pratica. Per il momento qualcosa di buono sta venendo fuori, mi pare. Quindi grazie a tutti e complimenti alla categoria Rally.